C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. In apertura di puntata, come sempre, raccontiamo brevemente un'opera. Oggi protagonista è ancora Tintoretto con la sua Trasfigurazione. La piccola tela è il bozzetto per la Trasfigurazione, pala d'altare della chiesa di Sant'Afra in Brescia, attuale santuario di Sant'Angela Merici, realizzata negli ultimi anni dell'attività del pittore veneziano Tintoretto. Nella parte superiore si staglia luminosissima al centro la figura di Cristo trasfigurato in cielo tra le nubi, luogo della teofania. Di fianco si trovano le figure di Mosè ed Elia che con lui conversano, simboleggiando la legge e i profeti che hanno annunciato sia la venuta del Messia sia la sua passione e glorificazione. In basso sono ritratti gli apostoli che, secondo il racconto evangelico, hanno assistito alla trasfigurazione del Signore: Pietro, Giacomo e Giovanni. Il modo di dire di oggi è conosciuto, è molto parlato, molto diffuso. Tu ci mac i fai soac. Vediamo come sono andate le cose nella Serenissima. Nadine e Fiona al ponte di Rialto, veneziane, siete di Venezia? Hi. No, sono straniere pure loro. E voi, where are you from? Da dove venite? We're from Austria. Ah, dall'Austria. Yes, from Austria. Vienna, no. No, Catherine. Non Yes. si ricordano il posto d'origine, insomma, no? La loro città si ricorda. Do you like Venezia? Vi piace Venezia? Yeah, it's beautiful. Perché state qui? Perché? Why you are... We're with the school. Ah, con la scuola in gita, quindi tutti i vostri amici. Ma i prof sanno che voi siete qui? I vostri amici in giro? Potete andare in giro in holiday? Where are your teacher? Dove sono i vostri insegnanti? We have to do like kind of yes, where we have to photograph different. Vabbè, un pochetto di tempo libero, insomma, ve la godete, ve la spassate. Proviamo a leggere questo modo di dire in dialetto bresciano. Tuc, chi lo legge? Leggi tu? Read here. Tuc. Dutch imak, I fa I so ak. Tuc, i match, i fai soac. Ok. Chi sono i match? Crisi, match. Dutch imak, I fa I so ak. Va bene, brave, salutateci l'Austria, va bene? Ciao. Ciao. Siamo a Ponte di Rialto con la signora Emon, Ah, ecco, lei non è italiana, è di dove? di Francia. Dalla Francia, però lo parla bene l'italiano. Grazie. Sì, lo parla molto bene, meglio di me. Vediamo se riesce a parlare anche il nostro dialetto bresciano. Lei conosce Brescia? Non sono mai andata. L'aspettiamo a braccia aperte, signore Mon. Grazie. Bella come Venezia, però ha tante cose significative da raccontare la nostra città. Allora, sente Mon, c'è questo modo di dire che a Brescia è molto utilizzato, è tuc. Dutch, i matci fa i so ac. Detta benissimo, potrebbe essere di Berlinghetto, la signora che nessuno se ne accorge. Tuc, i maci fai soacce. Ha capito qualcosa, signor Mon? Niente, mi dispiace. È normale, bene così. Se avesse capito qualcosa ci sarebbe qualcosa da controbattere, insomma. Tu ci mangi, fai soace. Tutti i matti fanno un po' le loro bizzarrie, le loro mattane proprio, quindi deve prevalere la sopportazione pacifica piuttosto che l'arrabbiatura o il nervosismo nei confronti delle persone un po' più stravaganti. Questo è il nostro insegnamento. Grazie signore Mon. Prego. Alla prossima, da Ponte di Rialto è tutto, ciao! Canta in coro, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare.